Forza signora, cosa le do quest'oggi? Un pomodoro, frutta, verdura, un cetriolo. Questi vogliono tutti il cetriolo, ma perché? Il cetriolo che si presta anche a interpretazioni, dico. D'altronde, lo avete capito, è tutto un magna magna, guardate, guardate che splendidi pomodori. Aspetta che mi sposto un po' qua, quasi quasi me ne mangio uno, ragazzi. Le zucchine, grazie, grazie come sempre ai nostri ascoltatori. E tu dici, hai rapinato un fruttivendolo, Semivarin. No, 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 abbiamo ascoltatori che ci vogliono bene. Noi giustamente li ripaghiamo facendo la controinformazione migliore. Chi si sta chiedendo di cosa sto parlando, abbiamo lo studio pieno di frutta e verdura. Se ci accendete in TV sul canale 252, se avete lo smart TV, o andate sul sito radiolibertà.net o guardate su Facebook, su YouTube cercando Radio Libertà, vedete come siamo conciati. Ma siamo conciati bene, assolutamente, siamo conciati benissimo. Buongiorno, buon pomeriggio, certo, certo, certo. Sammy Varin, potere al popolo in onda anche quest'oggi. Pompa, pompa, pompa i V-meter. Sono quasi su rosso, vedete la mia maglietta. Pompiamo bene anche quest'oggi. Un saluto a chi ci ascolta con la radio DAB, dove c'è un audio veramente spettacolare quando pompiamo le nostre canzoni indipendenti. A proposito, chi non lo sa, glielo dico, ogni mezz'ora in questa trasmissione va in onda un artista indipendente. Quelli famosi non li vogliamo, ci deve essere sempre qualcosa di particolarità anche in quelli famosi, quei pochi che trasmettiamo, come capiterà tra pochi minuti. Ci sarà l'ultima di Andrea Bocelli. E insomma, cavolo, un'interpretazione come quella di Bocelli non ce la facciamo scappare. Ma nella mia trasmissione gira soprattutto quello che non gira sulle altre radio, quello che viene censurato sulle altre radio, e ad esempio i vostri pensieri, le vostre telefonate, i vostri messaggi. Tra pochi minuti vi dirò che numero chiamare, che WhatsApp utilizzare per farci avere il vostro pensiero. Ad esempio sulla vicenda di Matteo Salvini. Io ringrazio centinaia di ascoltatori che in questi giorni ci stanno tampinando dalla mattina alla sera, anche di notte, per farci sapere cosa ne pensano. Ed è la cosa più bella, più importante, perché sugli altri canali non ve lo fanno dire. Accendi Rete 4, ieri sera certo c'era Matteo Salvini, stavi lì a guardare ma non potevi dire la tua. Noi siamo l'ultima radio ancora libera, ci siamo chiamati per tanti anni Radio Padania Libera. Chi ha orecchie per intendere, intenda. Siamo sempre noi, certo, ci siamo allargati non soltanto alla Lega, ma a tutto il centrodestra e a tutti coloro che vogliono ancora avere un pensiero, essere liberi di pensare, non essere censurati, non essere indagati, non essere condannati perché hai un pensiero diverso da quello del PD. Certo, parleremo anche di questo quest'oggi, non soltanto perché il Sammy Varin vi mena via come ogni giorno. Oggi alle 13:30 avremo Thomas Fierro, opinionista nei TG Sport, direttore sportivo della squadra Real Trezzano Academy Enter. Parleremo quindi di calcio, ma non soltanto, ragazzi, perché io di calcio non capisco assolutamente niente. Alle 14 un artista indipendente sconosciuto, perché se non è sconosciuto io non lo voglio, si chiama Daniel P e arriva da Terracina. E poi tanto spazio per le vostre telefonate, per i vostri messaggi, che siano pro, che siano contro, non me ne frega niente, voglio ascoltarvi. Così come voglio ascoltare la canzone indipendente dell'apertura, signori, una splendida versione di Andrea Bocelli con Karol G, insieme a questa superstar colombiana della storica canzone Vivo per lei, ora si chiama Vivo por ella.
Cos'altro aggiungere, signori? Splendida versione di Vivo per lei, storica canzone interpretata anche da Giorgia, certamente con Andrea Bocelli, ma pochi sanno che la versione originale era degli Oro, Onde Radio Ovest, e questo pezzo è stato scritto da un certo Gatto Pancieri, che salutiamo visto che è della banda, spesso e volentieri lo invitiamo su questo canale, spesso e volentieri lo troviamo sul palco con il Dino Angelini, il patron del Cantabrianza. A proposito, c'è stata la finale sabato scorso, io ero tra i giurati, proprio questo venerdì alle 13 in musica indipendente ospiterò i primi classificati in questo splendido concorso che regala un palco a giovani e giovanissimi di tutta la Lombardia, e non soltanto il palco, perché poi ci sono i regali quelli più importanti, passaggi televisivi, radiofonici, l'incisione di un disco. Ne parleremo. Intanto, certo, Vivo Porella con Andrea Bocelli e Karol G, superstar colombiana. Il 23 ottobre esce un doppio CD di duetti vecchi e nuovi di Andrea Bocelli, ma soprattutto una tournée mondiale che lo vedrà ancora una volta in giro per il mondo, e chissà mai, magari lo vedremo anche noi. Apriamo le linee, che ne dite? Dai, abbiamo tempo, abbiamo spazio per darlo ai nostri ascoltatori, ai vostri pensieri, qualunque essi siano. Il nostro centralone, lo 0292 94 7222. Il nostro numero per i vostri messaggi WhatsApp, anche audio o video, 340 67 09 659. Con un gigantesco grazie a tutti quelli che ci stanno scrivendo proprio per commentare l'affaire Matteo Salvini, che poi è il nostro. La notizia di questa mattina riguarda la Commissione europea, nonostante il PD ce l'abbiamo fatta, e tra i vicepresidenti c'è anche Fitto, nonostante quelli del PD facevano i cornetti, no? Votavano contro, e invece la von der Leyen ha avuto pietà di noi, pietà per la povera Italia, che d'altronde è uno dei paesi fondatori, ha detto, per cui insomma praticamente avete capito, ci ha fatto un favorino, non rompete più le balle. L'Italia è un paese molto importante, ha detto la von der Leyen. Chiaro che adesso questo Fitto, e tu dici, dovrà fare quello che vorrà la von der Leyen, ma poi è vicepresidente, che potere ha il vicepresidente? Ehi, non siete mai contenti? Vi tiro un pomodoro. 0292 94 7222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Ciao Sammy, sono Marco da Mantova. Poi Marco. C'era un tizio che qualche secolo fa andava dicendo che è estremamente pericoloso dire la verità e avere ragione quando i tiranni hanno torto. Allora, al di là di questo, l'album degli Oro, del quale tu hai fatto sentire Vivo per lei in Spanish version, io ce l'ho. Tra l'altro era molto molto carino, infatti io all'epoca, quando facevo radio come te, ne avevo programmato diverse canzoni, La rabbia, avevo le Donne in amore. Era bellissima quella, guarda. La traccia numero 2, della quale adesso mi sfugge il titolo. Comunque erano diverse le canzoni molto molto carine di quell'album. Allora, al di là di questo, noi stiamo rischiando veramente grosso, ragazzi, perché negli Stati Uniti stanno cercando a tutti i costi di far vincere la Harris, perché i neocon, cioè la mescolanza che ha governato gli Stati Uniti negli ultimi 15 anni, quindi Dem e repubblicani traditori, vuole protrarre la contrapposizione dura, cioè bellica, contro la Russia. E poi c'è il problema della Cina, che sta diventando sempre più aggressiva nei confronti di Taiwan, ma nei confronti anche degli stati che ci sono lì vicino e che sono in pericolo, perché la Cina rivendica acque territoriali. Non ci sono soltanto le Filippine, ma c'è anche il Vietnam, c'è anche il Giappone, eccetera. Quindi i neocon hanno questo progetto, che poi è sempre quello degli angloamericani. Noi riusciamo a vincere con le buone e usiamo le cattive. Ultima cosa, e c'era Kissinger che andava dicendo: avere gli americani come nemici è molto brutto, ma averli come nemici è mortale.
Questo non vuol dire che io sono contro gli Stati Uniti, ma se negli Stati Uniti non riesce a vincere Trump, che ha dimostrato, è stato l'unico presidente che in 4 anni non ha fatto nessuna guerra in giro per il mondo, penso che noi in Europa la vedremo ancora brutta, perché Trump ce l'ha con l'Europa, ma la Harris forse è peggio. Ciao, grazie Sammy. Grazie a te, attenzione che questo ascoltatore ci vede lontano, attenzione. Poi è chiaro, è sta cosa che sparano Trump, che cercano di zittire Matteo Salvini, e io sto diventando gomlottista, ragazzi. Ho bisogno dello psicologo del PD, ma attenzione, intanto il 5 Stelle va verso il no in aula a Bruxelles. Vai, 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 vai. Votano no, affitto in Unione Europea, la soddisfazione di Meloni, il gelo delle opposizioni. Cioè, se non è del PD non va bene. Ma che cazzo di gioco giochiamo? Von der Leyen presenta la commissione, ecco tutti i nomi e gli incarichi. Fitto vicepresidente esecutivo per coesione e riforme. La nuova commissione europea assegna alla presidente un potere senza precedenti, dice Molinari, non quello della Lega ma quello del PD. Va bene, ok, siamo contenti per la von der Leyen. Siamo nella merda. Ma va bene signori, dai, chiamate 0292947222, avete tempo, ancora tempo, ma intanto c'è no, signori, ha cominciato a parlare quella che è stata in galera in Ungheria, che è tornata in Italia, diventata, certo, è un europarlamentare, vuoi che non parli? La Salis con zero calcare, ieri ne ha dette di tutti i colori, ma c'è una frase in particolare che non posso non farvi sentire perché ha colpito veramente tanta gente, compreso certamente il Palmaroli, Osho, e allora la sentiamo, la mettiamo addirittura in loop per qualche minuto intanto che arrivano le vostre telefonate. Sentiti la frase, senti, godi Francesco, godi. Il discorso è anche proprio il carattere comunque razzista del carcere, nel senso che appunto per esempio a San Vittore il 75% dei detenuti sono stranieri. L'altro discorso è anche proprio il carattere comunque razzista del carcere, nel senso che appunto per esempio a San Vittore il 75% dei detenuti sono stranieri. L'altro discorso è anche proprio il carattere comunque razzista del carcere, nel senso che appunto per esempio a San Vittore il 75% dei detenuti sono stranieri. Io la lascio andare in loop tutto il pomeriggio, la Salis, con questa frase, ragazzi: il carcere è razzista. A parte che lei è razzista, lo vuole togliere di mezzo, nel senso, insieme al carcere via anche il razzista, se non se ne va lo meno, gli faccio un culo ma non è vero, non è mica una picchiatrice la Salis, che cacchio dite? Querelo tutti, vi tiro un altro pomodoro, per piacere. 0292947222. È chiaro che questa, voi dite, la Salis fa ridere dicendo queste cose, la vedi che attenzione, questa tira delle pietre, dei sassi nel lago, poi dietro c'è il PD che dice non sono mica d'accordo con la Salis, però e a quel punto tira l'acqua al suo mulino, quindi gli fa da apripista alla sinistra la cara Salis. Fammi prendere una chiamata. Pronto? Buongiorno, Grillino. Povero cucciolo Salvini, l'è indagato, adesso diranno 6 anni, povero cucciolino. Ma e voi che siete smemorati, non ricordate più niente di quei tempi, ma come mai? Non c'è qualche pastiglia per... Toninelli non riesce più a ricordare niente, poverino anche lui. Noi aspettiamo praticamente Piantedosi, che l'è peggio, cioè è vostro, che l'è peggio praticamente della Morgese, perché qui praticamente da 2 anni e mezzo a questa parte tutto per quanto riguarda furti, scippi, eccetera. Ma dov'è Piantedosi? Dov'è? Ma voi siete praticamente convinti che la gente vi va ancora dietro? Sicurezza, devono operare. Intanto praticamente ci vogliono più poliziotti per strada. Dov'è Piantedosi? Il cucciolo Salvini. Voglio vedere.
aspetta, che qui quando fanno probabilmente anche i gazebi, ci sono sempre quelli della clac, ti avvicini te e gli dici, ma deve andare in galera? Può darsi? E allora, no, il grande capitano. E arriva il momento in cui arriva Draghino. Quindi, occhio, povero Cuccio, specialmente qui in Toscana. Vi aspettiamo con i banchini, vi portiamo un po' d'arance però. Ciao e arrivederci, piante... E questo è innamorato di Piantedosi. E intanto inquadriamo certamente questa locandina. Milano, Roma e Firenze si confermano anche quest'anno le città meno sicure nell'indice della criminalità 2024. Casualmente, lo diciamo a questo grillino, sono le città governate dalla sinistra. No, ma è solo sempre un caso. È un caso. Se poi entri nei particolari, tra le prime 10 città dove la criminalità va alla grande, ci sono 3 province toscane, visto che il nostro grillino sembrava un attimino da quella parte. Oh, che dici mai? Le province toscane che ci sono in classifica, nella classifica delle città più pericolose d'Italia, signore e signori, le uniche 3 con capoluogo a guida centro-sinistra: Firenze, Prato e Livorno. E naturalmente facciamo tanti complimenti agli abitanti di queste città che ancora votano PD e chiaramente non possono più uscire di casa dopo le 6 di sera perché ti picchiano, ti violentano, te ne fanno di tutti i colori. 0292947222. Chi vuole parlare con me? Pronto? Pronto? Quella. Mi riconosci tu? Ma certo. La voce della Lega! La voce della Lega! Non mettere giù, cercherò di parlare anche piano, no? Senza urlare, no? Ecco, Perché? Devi urlare, io vorrei, se non urli, scusa. Quando guarda 30 anni da manifestazioni, non me ne tolgono nessuno, ok? Macchine distrutte, eccetera. Io ho sempre lottato per la Lega, lotterò sempre. Prima con Bocchi e con Salvini. Stiamo cambiando sto paese, l'Italia. Rendetevi conto tutto quello che sta avvenendo di scombussolamento, perché stiamo cambiando tutte queste incrostazioni bloccate dalla sinistra, da 70 anni del centro-sinistra. Avete capito? Bisogna pulire, rinfrescare l'ambiente e con la Lega portiamo novità. Questo mi piace, bisogna pulire e rinfrescare l'ambiente, è un po' un ordine e disciplina, ma detto in maniera più forbita. Dai, più veloce entra in diretta 0292947222. Per aver voluto fermare il traffico di migranti, Matteo Salvini ha subito vere e proprie vessazioni illegali volte a silenziarlo. Grave la richiesta di condanna a 6 anni, in un momento in cui lo straripamento migratorio aumenta in tutta Europa. Siamo uniti e più che mai al tuo fianco, Matteo. A parlare così è Marine Le Pen. E proprio in questi giorni avete sentito, si chiudono le porte dei paesi europei che ne hanno piene le scatole di questi migranti. Guarda qua, Germania, da oggi i controlli antimigranti ai confini per 6 mesi prorogabili. La ministra dell'Interno dice: fermare criminali ed estremisti che chiaramente arrivano dall'Italia. Qui sono mangiati pasciuti belli pieni di pizza, di kebab, e dopo vanno a fare casino in Germania. Con Giorgia Meloni invertiamo la rotta. Prima gli immigrati sono triplicati, boom di arrivi coi giallorossi, era luglio del 2020. Poi proprio ieri, Starmer a Roma per imparare da Meloni come fermare gli sbarchi. Chiaramente è un volantino di Fratelli d'Italia, ma la Meloni
ha imparato a farlo da un certo Matteo Salvini, e sapete benissimo che sarà la prossima a essere colpita. Chiaramente facciamo i cornetti, siamo certi che non sarà così, ma diciamo che è la girandola prima o poi, e arriva anche da quella parte, speriamo il più tardi possibile, ci mancherebbe altro. Anche qui altro esempio che sta girando sui social, è chiaro, quelli della Lega. 1997 ha bloccato navi per fermare i clandestini dall'Albania. La sinistra lo manda al Quirinale. 2019 impedisce lo sbarco di immigrati da una nave spagnola. La sinistra lo manda a processo. Di che stiamo parlando? Dai, lo avete indovinato. Della buonanima Napolitano e di Matteo Salvini. Questi sono piccoli esempi, ma ce ne sono altri di qualcun altro che non ha fatto scendere gli immigrati quando dovevano scendere, li ha trattenuti sulla nave e non si è beccato neanche una querela, ragazzi. Capite che se non è una roba politica questa, che cavolo. Dai, il più veloce entra in diretta, 0292947222. Datevi da fare, perché se non lo fate adesso e dopo c'ho l'ospite, dovete aspettare. Pronto? Buongiorno signor Semilisetta. Dove là? Allora, la nostra deputata Simonetta Matone, che io direi di intervistarla, non sarebbe male, signor Semmi. Certo. È una ex magistrata, ora deputata della nostra Lega. L'ANAM ha detto è il lupo vestito da agnello a non rispettare la divisione dei poteri, e certa magistratura politicizzata che da decenni avvelena il dibattito pubblico, influenza la storia di questo paese. È quello che ho letto io. Io la saluto e buona giornata, signor Senni. Assolutamente sì, Matone for President, spesso e volentieri la facciamo parlare su queste frequenze. Ci fermiamo, ma solo per qualche istante. Arriva il Qui Parlamento, la canzone indipendente, ma soprattutto l'ospite. Pochi minuti e arriva Thomas Fierro.
forte con sapore, Noelia con la Y. È venuta a trovarci quest'estate, ricordate, ha soltanto 17 anni, prodotta da Mario Guida di Rua Music, ma soprattutto ragazzi, che potenza di canzone! Esce proprio in questi giorni ufficialmente, noi l'abbiamo avuta in anteprima, ce la tiriamo, adesso la trovate su tutti gli store digitali e su YouTube, spero anche che arrivi un video. Alone Together, Noelia ci ha portato alle 13:38, signori, tra poco riapriamo le linee, ma adesso vi ho promesso un ospitone con cui parliamo di sport, ma molto allargato, uno sport che parla anche di beneficenza, di solidarietà. Lo conoscete in molti, lo avete visto sicuramente almeno una volta in televisione e non soltanto. Con noi Thomas Fierro, ciao! Ciao Sammy, buongiorno a tutti, è un piacere essere qui con voi. Uela, Veramente. è piacere mio, signori. Thomas Fierro, opinionista nei TG sportivi su Netweek Calcio Show, direttore sportivo della squadra Real Trezzano Academy Inter. Ragazzi, cercatelo un attimino in giro e lo riconoscete. Thomas Fierro, proprio con te volevo fare la domanda semplice, anche soprattutto da uno come il sottoscritto che di calcio capisce poco o niente, e molti dei nostri ascoltatori davvero ogni tanto hanno la sensazione non bella del calcio. Purtroppo abbiamo avuto tanti brutti esempi, ma ci sono anche quelli positivi. Proprio a te, Thomas Fierro, chiedo in che stato di salute si trova il calcio italiano? Guarda, adesso ultimamente sta migliorando un attimino, perché ultimamente ci sono state delle cose non belle in questo calcio, però adesso qualcosa sta migliorando anche nei settori giovanili. Come tu ben sai, io sono un direttore sportivo, gestisco 700 bambini a Trezzano sul Naviglio. 700 bambini, 700 sento bene! Bambini, sì. Quindi puoi immaginarti il caos veramente che c'è, però siamo i primi a dover dare l'esempio a questi ragazzi e insegnarli che il calcio deve essere uno sport sano, che fa bene allenarsi ovviamente e poi fare molto gruppo. Tanti bambini li tiriamo via veramente dalla strada perché hanno delle condizioni veramente tragiche per quanto riguarda la famiglia, e tante situazioni cerchiamo di prenderli e portarli lì con noi e non lasciarli in mezzo alla strada. Quindi stiamo lavorando appunto sotto questo punto di vista. E poi per quanto riguarda il calcio diciamo un po' più alto, parliamo di Serie A, Serie B e Serie C, qualcosina sta migliorando adesso anche e soprattutto con i settori giovanili, dove stiamo andando a cercare di lavorare sui nostri giovani e non sugli stranieri, perché come ben sapete tutto il calcio di oggi sono stranieri. Se pensate che l'anno scorso il Lecce Primavera ha vinto un campionato con 22 stranieri in rosa, non c'era neanche un italiano, quindi questo non è bello, con tutto il rispetto, però dobbiamo dare spazio ai nostri giovani. Con questa frase ti sei aggiudicato subito il premio dei nostri ascoltatori che l'aspettavano ma non ci credevano più di tanto, e invece se lo dice uno che ci lavora quotidianamente, ma soprattutto che fa questo splendido lavoro di cui ci hai Sono parlato. 15 anni adesso, 15 anni. Facciamo 15, sì. E soprattutto da giovane, ho 47 anni, fatti un po' il conto. Questa cosa di prendere i ragazzini giovani, di toglierli dalla strada e dai pericoli che purtroppo ogni anno aumentano proprio in strada, e dirgli: dai, andiamo a giocare insieme, facciamo una squadra, divertiamoci sportivamente e osservando le regole, perché sono leggi anche quelle, insomma. Assolutamente. Ci sono leggi che bisogna osservare anche nel calcio. Tu pensa che a settembre inizia l'inizio del campionato, no? Io faccio delle riunioni categoria per categoria con tutti i genitori, no?
dove la mia segretaria fa un regolamento che durante l'anno devono rispettare. Grande. Quindi anche i genitori certe volte si mettono a far casino sugli spalti e quindi sono i primi che devono dare il buon esempio ai ragazzi, anche loro. E quindi facciamo delle regole. Chi non accetta queste regole non c'è problema, lì c'è la porta e possono andare tranquillamente, perché ci vuole disciplina e con questa disciplina si può crescere anche umanamente. Capite come il calcio in questo caso veramente può aiutare ad educare i vostri figli, i vostri nipoti. Signori, c'è Esatto. Thomas Fierro in diretta con noi che ha iniziato, chi ci guarda in TV sta sbirciando anche le splendide immagini che ci hai fatto avere, hai cominciato come modello indossatore per poi passare dietro le quinte a gestire le sfilate. Due mondi veramente così diversi, il calcio e la moda. Quali sono le differenze secondo te in questi mondi che tu hai frequentato? Sì, c'è molta differenza. La moda è più, diciamo, il narcisismo che ti porta a fare questo. Io parlo per me, perché sono sempre stato un ragazzo narciso, ho sempre voluto mettermi in mostra, far vedere le mie doti. Avevi dei buoni motivi, hai dei buoni motivi per farle vedere queste doti e fai bene. Sì. Tu calcola che ho iniziato a 16 anni a lavorare per Dolce Gabbana e Moschino, ero uno dei modelli che sfilava per loro, quindi sono uscito di casa molto presto per quanto riguarda questo lavoro. Mi ha insegnato molto, mi ha fatto crescere, anche stare in giro da solo, sai, essendo giovane, anche ancora minorenne, avevo delle responsabilità molto forti. Però è stato bello perché mi piaceva, come ripeto, io sono una persona abbastanza narcisa, mettere il mio corpo a disposizione della gente, farmi vedere con fotografie, sfilate di moda, è proprio una cosa che proprio mi attirava. Dopodiché, sai, l'età va avanti e quindi cosa succede? Ti metti di dietro, perché dopo arrivano gli altri, no? E c'è un riciclo di persone, l'età va avanti, come ripeto, Chiaro. e poi a un certo punto devi mollare, perché quando vedi dei ragazzi di 16-17 anni e tu incominci a averne 30, sai, sei ancora giovane, 30 anni, quello che vuoi, ma il fisico, sai, cambia. E questi ragazzi giovani sono un po' più palestrati, un po' più largo ai giovani. Già è giusto così. Certo, e quindi sono passato dietro sempre perché avevo questa passione, e ho cominciato a lavorare di dietro le quinte, preparando questi ragazzi appunto sia in passerella e nel modo di impostare queste sfilate, ecco. Forte, insomma le emozioni non sono mancate nella tua carriera, ma assolutamente. Poi è praticamente diventato direttore sportivo, ma hai anche giocato in campo, hai provato questa emozione? Assolutamente, ho giocato fino alla Serie C, dopodiché ho mollato il colpo e sono andato a Varese in Serie B con Mauro Milanese, ex direttore sportivo, che mi ha inserito in questo, diciamo, in questa strada, no? E la passione, io amando il calcio follemente, ho notato che poteva essere una cosa positiva, una mia carriera a questo punto, perché il calcio per me è vita, è una passione che ho, tuttora faccio questo, dopo parleremo anche di questo. Eh sì, perché si espande, il calcio poi si espande, non c'è soltanto la serie A, B e C, che uno è chiaro, è quella dove girano tanti soldi, tanto pubblicizzata, e allora siamo tutti a guardarla. Ricordiamo, c'è ad esempio la nazionale di calcio Artisti TV, importantissima. Li abbiamo visti giocare anche i parlamentari quest'estate, ragazzi, e c'è stato un eco importantissimo, anche politica, perché abbiamo visto quello che abbracciava quell'altro e dice adesso fanno un nuovo partito insieme, eccetera. Insomma, il calcio è anche questo. Questa partita, È vero. Niente, io sono portiere della Nazionale Artisti TV, dove facciamo queste partite di beneficenza. Volevo anche ricordare ai nostri ospiti, ai nostri telespettatori, che abbiamo raccolto in 30 anni 7 milioni di euro. E questi qua sono soldi che abbiamo devoluto alle associazioni che hanno veramente bisogno, bambini malati di leucemia, donne malate con tumore al seno, quindi facciamo questa
beneficenza, e questo è giusto sottolinearlo perché è importante. Abbiamo aiutato tante associazioni e adesso ce ne saranno altre partite. Tra l'altro, se vorrai, ti inviterò il 17 di novembre, che è una domenica, Urca, a Trezzano grazie. sul Naviglio. Aspetta che sul mio scrivo. campo. Aspetta che Ecco, scrivo. 17 17 novembre alle ore 18 Sì? faremo questa partita di beneficenza che ho organizzato io sul mio campo a Trezzano sul Naviglio, Nazionale Artisti TV contro la comunità di Don Mazzi. Bellissimo. Conoscete bene la comunità certo. di Don Mazzi, dove festeggeranno i 30 anni di storia anche loro di associazione, quindi faremo questa partita appunto, dove anche la presenteremo a Domenica In con la mia amica Mara Venier, che mi darà spazio per presentare appunto questa partita. Questo è a breve, bellissimo, a signori. Domenica In. Signori, avete scritto 17 novembre, Vi ore aspetto 18, numerosi, Trezzano sul Naviglio, siamo proprio nell'Interland a 2 passi da Milano. La Nazionale Artisti TV, chi contiene? Facci qualche esempio di chi vedremo sgambettare. Allora, sono tanti, guarda, ai tempi si parlava già, si giocava con Bonolis, a Batantuono e questi personaggi qua. Adesso man mano si sono aggiornati anche loro, è vero. Esatto, ora c'è gente di Zelig, ci sono attori, gente del Grande Fratello, Oppini, Francesco Oppini, che tra l'altro è con me in trasmissione a Telecity Network, dove fa l'opinionista con me, io faccio l'Inter, lui fa la Juve. Poi c'è il Mimo di Zelig, tanti personaggi, sono tanti personaggi del mondo dello spettacolo, campioni del mondo di motociclismo, Chiappucci, tanti personaggi. Franco Oppini, che sarebbe il papà di Francesco Oppini, ex marito della Parietti. Signori, tanti ospiti, tanta gente. Adesso sicuramente la data è ancora un po' lontanuccia, purtroppo la gente ha tanti impegni, ma a breve faremo sapere i nomi di chi parteciperà sicuramente. Assolutamente sì, Thomas, c'hai il mio numero, mi fai avere la Certo. locandina, molto volentieri la pubblicizziamo, ma soprattutto voi che ci state ascoltando in questo momento, la cosa più bella che possiate fare è seguire ad esempio su Instagram Thomas Fierro e sbirciarlo in televisione. Già molti ci hanno scritto ricordando che sei stato presente su tante trasmissioni televisive. Dove esattamente, dove ti potremo trovare prossimamente? Guarda, stasera tra l'altro farò Milan-Liverpool dalle 20:30 alle 24 su Telecity Network, in diretta ovviamente commenteremo la partita di Champions League del Milan, quindi e poi ci sarò domenica, ci sarò sabato con il campionato, quindi a mezzogiorno all'1 faccio il telegiornale anche Telecity Network TG Sport, quindi dall'1 all'1:25 circa. Fantastico. Insomma, diciamo che tu ci vivi esclusivamente in questo campo e non è un modo di dire. È vero. È un gioco di parole, ma è campo. Bello. Thomas, soprattutto perché, ripeto, poi al di là del calcio solito porti avanti queste iniziative di beneficenza importantissime. Quando uno ha questa possibilità, allargarsi alla beneficenza è la cosa che davvero ti fa sentire bene e dici tutto questo lo faccio anche per aiutare il prossimo. Questa è la cosa stupenda. È una cosa meravigliosa. Noi quando finiamo la gara ci ritroviamo tutti insieme con l'altra squadra, festeggiamo, mangiamo tutti insieme e siamo soddisfatti di aver raggiunto uno scopo con l'assegno finale da devolvere appunto a chi sta peggio di noi. Vai. Thomas Fierro, signori, seguitelo sui social, ma ti seguiamo soprattutto noi. Aspetto nuovi aggiornamenti, ci sentiamo ancora prima di novembre, facciamo un altro collegamento, dai. Assolutamente, se riesco verrò anche a trovarvi, guarda, veramente con piacere. Ma volentieri. Mi ha fatto veramente piacere stare qui con voi e ci sentiremo presto per nuovi aggiornamenti. Un abbraccio a tutti e grazie. Grazie, Thomas Fierro. Sentito che roba, ragazzi, e questo a me fa piacere perché io il calcio, come sapete, non lo mastico assolutamente, ma quando ci sono queste situazioni aperte per aiutare i bambini
che altrimenti giocherebbero per strada, e non soltanto, sapete, si gioca per strada, ma cosa non succede oggi nelle grandi città in strada, e prenderli su e dire dai, vi metto in squadra, giochiamo, vediamo come ve la cavate. Stupendo, stupendo. 13:52, dai, ritorniamo alla triste realtà. Sì, triste perché no, c'è ancora la Salis, sta ancora dicendo quella frase. Vabbè, tirami sul cursore, fammela sentire, va bene, nel senso dai. che appunto per esempio a San Vittore il 75% dei detenuti sono stranieri. L'altro discorso è anche proprio il carattere comunque razzista del carcere, nel senso che appunto per esempio a San Vittore il 75% dei detenuti sono stranieri. Cioè, capite? Carcere razzista, liberiamo gli stranieri e arrestiamo più italiani, eh? Avete qualche idea? Non scherzate, ragazzi, che quelli querelano. 0292947222. Siamo qui anche per ridere, ragazzi, in questa valle di lacrime. C'è il Movimento 5 Stelle che si appresta a votare no in Europarlamento perché non è contento di Fitto in Unione Europea, mentre Gentiloni andava bene. Cavolo, la von der Leyen ha presentato la commissione, signori. Fitto, vicepresidente. Vabbè, non è che sono qui a fare il tifo, però poteva andare peggio. Vicepresidente esecutivo per coesione e riforme. Vi sentite un po' più coesi? State riformando anche voi l'Europa? Io sì, assolutamente. E sono pronto a trasmettere i vostri WhatsApp. CQ, quanta roba buona, ragazzi, che mi avete spedito. Ma che brava la Meloni a far sembrare tutto una vittoria. Protagonisti in Europa? Mi dite cosa ha fatto per l'Italia Fitto e non per sua carriera personale? Vedremo, ma finirà con altre deleghe per tenere buona l'Italia. Come si cambia l'Europa? Sei un po' arrabbiatina. Cosa avete mangiato ieri sera? Adesso vorrà dire che si andrà in carcere in base alla popolazione effettiva per non essere razzisti. Questa è scema del tutto, non è vero, assolutamente. Intelligentissima la Salis, ma soprattutto davvero con il papà in questi mesi di vacanza, un po' in montagna, un po' al mare, hanno messo giù davvero modus particolare di fare informazione. Lei lancerà il sasso e tutti si scandalizzeranno, PD compreso, dicendo no, noi non vogliamo mica occupare le case, noi non pensiamo mica che le carceri siano razzisti, però guarda che interessante come metodo, assolutamente sì. 0292947222. Bene, WhatsApp a go, da dove partiamo? Cavolo, quando ce ne sono troppi non so da dove partire. Vi lancio questo che avevamo cominciato prima a sentirlo, non abbiamo completato la cosa. Sentiamo sul cursore, vai. Ciao Sammy, scusa se ti disturbo, non è una domanda provocatoria, no? No, vai. Sarebbe bello lanciare un appello che organizziamo un viaggio da Lampedusa in Tunisia. Noi italiani andiamo in Tunisia a vedere che accoglienza abbiamo. Sì. Sicuramente, ma non arriviamo neanche al confine con la Tunisia perché ci buttano giù la barchetta. Ma dici? Tanto per vedere di che cosa stiamo parlando, dare 6 anni di carcere a Salvini che ha difeso il suo popolo. Ci fanno arrivare in Tunisia magari e poi ci fanno sparire e ci mandano dentro in qualche macello da qualche parte. Ma nessuno ha mai pensato a una cosa di questo. Organizziamo un bel viaggetto. Ok, bel viaggetto, partiamo da Lampedusa con una bella barchetta, ne noleggiamo una, andiamo giù e vediamo come veniamo accolti noi italiani, perché a questo punto ci siamo anche un po' rotti tutti i coglioni di sta storia qua. Uno che difende il suo paese rischia 6 anni, ma dove sta? Vabbè, adesso scusa lo sfogo, comunque la organizziamo, lancio un appello che la barchetta del mio amico Lampedusa la trovo io. Va bene, la troviamo, sì. Se viene giù qualcuno sequestrata, lo usiamo, facciamo il pieno, andiamo giù. Andiamo. Disney a Milano, Mitinano e Fiore Gaetano. No, ma per l'amor di Dio, ma cosa mi tocca vedere? Ma diamoci un taglio. Soprattutto perché qua ci vogliono tagliare l'idea politica, il pensiero che abbiamo da anni, da decenni, di far rispettare le leggi nel nostro paese, di far rispettare i confini del nostro paese, di non servirci
degli scafisti per far arrivare qui la gente disperata. Cioè, ci sono gli scafisti di mezzo e questi vanno a denunciare Matteo Salvini. Capisci che è un mondo malato, perverso in questo senso. Ancora WhatsApp al 340 6709 659. Io ringrazio i tantissimi che ci stanno scrivendo in queste ore. Chiaro, c'è di mezzo Matteo Salvini, ma di più c'è di mezzo la nostra e la vostra idea politica. Questi magistrati ci vogliono zittire, così dovremmo stare zitti. Altro WhatsApp, sentiamolo. Allora, una cosa che poi tratterò e che insomma effettivamente, prima di tutto vorrei dire alla stampa italiana che io purtroppo ho capito, ma non posso votare in America, quindi possono dire tutto quello che hanno voglia, però se io non posso votare in America, io voto in Italia, ecco. Però non riesco a capire perché mi dipingono sempre il candidato di destra che si candidi al comune di Sozzago fino alla Casa Bianca come un delinquente, un criminale, un incompetente, uno scemo, un ladro, un pazzo, che poi vorrei sapere, io ho sentito persone, insomma, che conoscenza hanno degli Stati Uniti per dirmi che questo qua è di così, di cos'ha. Ecco, però io voglio dire anche una cosa, io ho trovato tanti, e poi un'altra cosa, gli stati dove viene vinto dal repubblicano sono stati qua, stati di là, ma sono quei stati che non contano niente, che se io dovessi dire queste cose di uno stato africano mi denunciano per razzismo, e quindi lì va bene anche lì. Ma poi una cosa, io ho trovato tanti americani che mi hanno detto no, guarda, non voglio parlare di politica perché insomma... E secondo, ho trovato tanti americani che comunque repubblicani che girano, li ho trovati a Milano, quindi vuol dire che girano il mondo, non sono questi beoti ignoranti sempre fermi nel paese che non si muovono mai. Anzi, forse molti di sinistra dovrebbero muoversi e parlare un po' con delle persone. Ma tolto sto aspetto, io voglio dire semplicemente, se quello che è successo, i 2 attentati a Trump, le TV va bene, stanno parlando, più che altro il TG4, insomma, ma io non riesco a immaginare se questi attentati, un'altra cosa, prima degli attentati, una cantante ha detto che lei non vota Trump, vota quell'altra. Io voglio sapere cosa sarebbe successo se diceva che votava Trump. Io penso che non avrebbe più lavorato, sarebbe stata invasa e minacciata, insomma non avrebbe lavorato più, perché funziona così. Insomma, nello spettacolo purtroppo devi fare il comunista già da tempo. Ecco, poi sembra che i bravi sono loro. Ma io quello che torno a dire, se Kamala Harris avesse avuto un attentato come quelli che ha subito Trump, che la sinistra, ma quasi quasi ho sentito qualche comunistello, ti mette anche il dubbio, magari si è sparato da solo. Ecco, io non riesco a immaginare se fosse successo a parti inverse. Io penso che la Schlein avrebbe chiesto le dimissioni del governo Meloni, perché poi alla fine si va sempre lì. Ecco, io credo che si deve iniziare, e la sinistra lo deve imparare e qualcuno glielo deve anche dire, che l'avversario va rispettato. Io pongo una domanda, ma quando una persona... poi tra l'altro, voglio dire, i repubblicani ti portano alla guerra e insomma, vediamo adesso che non è che siamo in pace. Ma io credo che bisogna iniziare a capire che l'avversario è un avversario da rispettare, che magari ha qualche idea buona. Io tutta questa cattiveria nell'andare su, scusatemi se lo dico, ma io quando vedo uno che ha troppo interesse per andare su,
e lo vuole fare per il bene mio perché l'altro è un criminale, penso che non sia una cosa, prima di tutto, molto democratica, e non mi fido troppo. Poi io credo che il rispetto è la prima cosa, e negli ultimi anni credo che si è superato troppo il varco del rispetto e proprio il recinto degli attacchi personali. Qui Parlamento. È una risposta pratica, immediata, che evidenzia una visione strategica ed una conoscenza delle reali esigenze del Paese, senza demagogia, senza ideologie. E oggi il feedback ci arriva ed è evidentemente positivo, perché sappiamo, dai dati che ci sono stati forniti, che evidentemente la dispersione scolastica è diminuita. Senza dimenticare l'attenzione per l'inclusione degli alunni stranieri, che a prescindere dall'inclusione che ci viene reclamata e richiamata da tante parti politiche di questo Parlamento e non solo, noi siamo in grado di dirvi che abbiamo potenziato la didattica per recuperare il gap della scarsa conoscenza della lingua italiana, che è il primo elemento di isolamento sociale e scolastico. L'obiettivo principale di una politica attenta si focalizza sul diritto dell'apprendimento, inteso come garanzia per lo studente di inclusione nel sistema di istruzione e soprattutto di successo anche nel percorso formativo, perché oggi è superata la visione di diritto allo studio, ma dobbiamo integrarla con la visione di diritto all'apprendimento. L'apprendimento e la crescita personale sono la vera espressione di questo diritto. Equità di opportunità di apprendimento e di percorsi formativi sono la sfida del presente e di questo governo, che sta investendo molto per combattere l'abbandono scolastico e il disagio giovanile che ne consegue. Gli studenti che partono da condizione di svantaggio socio-economico fanno sicuramente molta più fatica, perché la questione scolastica è fortemente connessa a quella sociale. Pensiamo e lavoriamo per una scuola pronta a rispondere alle esigenze attuali, in cui il modello didattico, e finora non abbiamo sentito parlare di una visione di vera inclusione scolastica, partendo anche dalla modalità di approccio educativo e formativo, quindi una scuola pronta deve rispondere a queste esigenze non più di trasmissione delle conoscenze con una lezione frontale in cui l'insegnante è in cattedra, ma deve essere supportato per raggiungere le competenze necessarie ai giovani per il loro inserimento nel tessuto sociale e produttivo attraverso una visione di scuola che veda una circolarità dell'informazione, una bipolarità tra studenti e insegnanti, docenti che sono il cuore pulsante delle scuole e sono chiamati oggi più che mai, e fino adesso non ne ho sentito parlare, a innovare quindi la questione metodologica come centrale a base dell'intero processo, che quindi passa da insegnamento a apprendimento. Oggi il focus si sposta sulla costruzione di percorsi e di modalità più adatte a sviluppare potenzialità per ogni discente e motivarli ad apprendere. Qui Parlamento. Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Ci sono bambini che sognano una famiglia perfetta. È un maledettissimo incubo. Faremo separare i tuoi genitori. Un film che piacerà ad adulti e bambini, con Giampaolo Morelli, Carolina Crescentini, Elisabetta Canalis e Valentina Barbieri. Diretto da Gianluca Ansanelli. Come far litigare mamma e papà, dall'11 settembre al cinema. Dai produttori Leonardo DiCaprio e Mike Medavoy. Ozzy è anche una influencer molto famosa. Una storia sul coraggio. Tu sei l'unico che conosce la foresta. Sull'avventura. Sull'amicizia. Sembra divertente. Ozzy, la voce della foresta. Dal 19 settembre solo al cinema. Non perdere la nuova edizione di Cinema in Festa. Dopo un'estate da record dal 15 al 19 settembre, andare al cinema costerà solo €3,50 per tutti i film e in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
Una coesione emotiva fortissima in questa canzone intitolata Dove ero io. Lui è Daniel P, con la P di Palermo, e lo abbiamo con noi. Ciao Daniel! Ciao a tutti quanti voi, agli ascoltatori di Radio Libertà. Ehi, piacere di trovarti. 31 anni da Terracina, Latina, ci canta veramente di un amore tormentato che non fa dormire, ma soprattutto quando è potente la storia d'amore, e questo succede a 18-20 anni, ma anche quando si è più grandicelli, davvero sei preso completamente da questa storia e tu sei riuscito a metterla giù bene in musica e testi. E come hai voluto rappresentare questa storia d'amore così potente? Allora, è stato in realtà semplice e complesso allo stesso tempo, perché è un brano che è sia molto autoreferenziale, ma anche allo stesso tempo ho cercato di tirare giù un testo che fosse accessibile a tutti, cioè una storia in cui tutti potessero riscontrarsi, perché hai detto bene tu, è una storia d'amore tormentato che ovviamente a seconda dell'età in cui uno si trova a dover vivere questo tipo di amore ha un certo tipo di intensità. Io ho cercato con le parole di raccontare il tipo di intensità che ho vissuto io sulla mia pelle e fondamentalmente spiego con questo brano la necessità di tornare ad amare, a tornare a essere amati, perché anche se qualcosa finisce è meglio paradossalmente ritornare in 1000 pezzi, perché è l'unico modo per provare ancora qualcosa che non provare più nulla. E l'idea che c'è dietro questo brano è proprio questo, cioè è meglio comunque spingere ad amare e a farsi amare piuttosto che rinunciare del tutto a questo tipo di sentimento. Che a volte succede, perché si prendono le scottature, le fregature e a volte insomma sono cose anche pesanti e uno o una dice no, basta. E invece bisogna avere fiducia, voglia di ricominciare e piano piano certamente ricominciare a fidarsi del prossimo. Mamma mia, questo è un termine difficilissimo, Daniel, tornare a fidarsi di chi hai davanti, e non è così semplice. No, assolutamente, perché io penso che a volte prima dell'amore ci debbano essere i 2 step del rispetto e la fiducia. Quando viene a mancare quello, a volte è anche più difficile trovare l'amore. E quando ricevi le delusioni, hai detto bene tu, è molto più complicato tornare a fidarsi che non rinnamorarsi, perché rinnamorarsi forse è anche più semplice, però non riesce quell'amore non riesce a scavare così tanto in profondità se non c'è la fiducia. Vero. Vero. Chissà perché io poi sono traviato dalla politica, pensavo alla politica e dico è sempre più difficile anche iniziare a fidarsi della politica, perché quando cominci a fidarti di uno poi ma che cavolo, se ti va bene lo mandano in galera, per cui dici allora Sì, esatto. attenzione anche a quello che succede in questi campi, perché poi la verità sta sempre nel mezzo. In questo caso, signori, la verità ve la racconta Daniel P, che sta per Palmacci è il mio cognome, molto banalmente. attenzione, perché se scrivete Daniel P, non sempre salta fuori il vero Daniel P, ma se scrivete artista, musicista, non si può sbagliare. Esattamente. Se lo cercate in quella maniera mi trovate. E soprattutto scoprite che Daniel P non ha mica fatto solo questa canzone intitolata Dove ero io. Hai 31 anni e la tua carriera non è per niente corta, ne hai fatte di cose. Ci vuoi illustrare velocemente le tappe più importanti che ti hanno lasciato qualche cosa e che hanno lasciato qualche cosa anche ai tuoi ascoltatori? Oddio, quello per quanto riguarda gli ascoltatori me lo dovranno spero dire loro. Io nel mio piccolo, nel mio insomma sperimentare in musica ho fondamentalmente fatto tante selezioni, poi nessuna di queste è andata tipo dire a buon fino negli step quelli più importanti, però ho partecipato a Sanremo Giovani, ho fatto le selezioni per Musicultura lo scorso anno ed ero arrivato anche ad un buono step.
partecipo agli eventi locali giù da me nel Lazio, quindi Latina, dintorni, Terracina. Ho partecipato a tutti gli eventi del Summer Day, che è un festival musicale che fanno da noi. E in generale sono uno di quelli che crede molto nel contatto col pubblico e quindi crede molto all'importanza di fare live e di interagire musicalmente con le persone, perché la radio è il più importante mezzo per veicolare tra virgolette ai grandi numeri. Però l'idea che io ho trasmesso in questo brano, ma in realtà in tutto questo secondo progetto, perché hai sottolineato bene una cosa tu, io in questi 2 anni ho fatto uscire un paio d'album e il secondo album, che è uscito il 16 luglio, che si chiama Le porte accanto, di cui Dove ero io è anticipataria, ha proprio come obiettivo quello di dare valore alle persone comuni, perché è vero arrivare a tanti, è vero attenzionare i grandi numeri, però poi alla fine tu ti interfacci con le persone della tua vita di tutti i giorni, quindi sono loro che ti guarderanno in faccia e ti diranno sì, questo brano mi ha lasciato qualcosa, no, questo brano non mi ha lasciato nulla. E io quello voglio sottolineare con questo progetto, il dare importanza e il dare valore alle piccole cose, alle cosiddette porte accanto che ognuno di noi ha. Sto prendendo appunti, dare valore alle persone comuni, signori, che è la cosa più bella, quella che sfugge troppo spesso ai grandi artisti che devono confezionare un prodotto perfetto per le vostre orecchie, e quando vi hanno convinto le radio dopo averli ascoltati tutti i giorni alla stessa ora, alla fine gli comprate il disco, scaricate la canzone, è tutto appositamente con fiocco e controfiocco. No, noi siamo più ruspanti, signori, noi trasmettiamo soltanto artisti indipendenti che cantano con il cuore e non per il portafoglio, ma soprattutto che parlano anche di voi, che danno valore alle persone comuni. E allora, Dove ero io? L'ultima canzone di Daniel P, da cercare su tutti gli store digitali, ma soprattutto un artista indipendente da seguire, in questo caso ad esempio su Instagram. Cosa bisogna scrivere? Allora, mi trovate come Daniel P, c'è una doppia linea bassa subito dopo la P, Music. Su Facebook mi trovate con il mio nome all'anagrafe, Daniel Palmacci. Su YouTube mi trovate come Daniel P Music e poi ovviamente le mie canzoni le trovate su tutti gli store digitali, quindi Deezer, Spotify, Apple Store. Insomma, se cercate Dove ero io la trovate dappertutto, insomma. Da scoprire, soprattutto questa canzone da ascoltare, da riascoltare, perché se sentite bene poi parla anche di voi, della vostra storia. Grazie Daniel P, buona musica e restiamo in contatto. Grazie a voi, assolutamente, grazie a voi della chiamata. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Ci sono quelle canzoni davvero che sembra che stiano parlando di voi. Dai, sono le 14:19, c'è Sammy Varin in diretta nazionale su Radio Libertà. Ciao a chi mi guarda sul canale 252 e vede Sammy Varin in studio con frutta e verdura. È tutto magna, signori, l'avete capito? Entrate in onda con me, basta chiamare il nostro centralone allo 02 9294 7222 o inviare un WhatsApp anche voi, lo stanno facendo in centinaia in questi giorni al 340 67 09 659. Perché arrivano così tanti WhatsApp? Per la vicenda di Matteo Salvini, che poi è la nostra vicenda, è la vicenda del nostro pensiero, perché da sempre abbiamo pensato politicamente questa cosa, votando chi portava avanti il nostro pensiero politico, cioè basta immigrati clandestini, basta sfruttare questa povera gente. Qualcun altro invece vuole che questa cosa vada avanti all'infinito. L'ultima notizia è certo che Matteo Salvini ha deciso di non patteggiare. È un verbo che sembra quasi un arrendersi, e non è questo naturalmente, però quello che ha fatto Toti, ma anche quell'alter insieme a lui, anche lui ha patteggiato. Toti patteggia, la sinistra festeggia. Questo è lo slogan che gira molto in queste ore da una certa parte politica. Matteo Salvini ieri su Rete 4 ha dato l'annuncio: non patteggerà.
vado fino in Cassazione per dire che non sono un sequestratore. Ritengo di avere mantenuto una promessa, quella di fermare gli sbarchi, dando, aggiungo io, un importantissimo segnale a tutta l'Europa. Ed è un segnale che adesso l'Europa sta dando a noi, signori. Non so se l'avete capito, ma la Germania e altri paesi si stanno chiudendo a riccio. Perché? Perché arrivano cani e porci nei loro paesi. Guarda caso, cani e porci che passano da noi, si rifocillano, li teniamo per un po', li diamo da mangiare, bene, qualche comune gli dà anche la cittadinanza italiana farlocca, ma sì, guarda che bello il fogliettino, guarda, tanto per illudere, no? Poi per fortuna vanno a combinare guai da altre parti. Signori, a ogni azione corrisponde una reazione e la reazione più bella che mai possiate avere è quella di scendere in piazza o frequentare, se lo vedete nella vostra città nei prossimi weekend, i gazebo della Lega. La Lega sta preparando una grande mobilitazione, se ne è parlato ieri proprio qui in Bellerio al Consiglio federale, nei prossimi weekend, quello di sabato 21 e domenica 22 settembre e poi ancora il weekend successivo, domenica 28 e domenica 29 settembre, in tutte le piazze gazebate della Lega in tutta Italia, per dare il vostro appoggio non soltanto a Matteo Salvini, che può piacervi, non piacervi, e ci sono quelli anche all'interno della Lega che dicono però ha fatto il suo tempo, adesso qui là. Ragazzi, queste sono le nostre idee da sempre. Siamo nati per dire no agli immigrati clandestini. Lo cantavo anche io nella mia canzone La Padania, e porco cane. Adesso qualcuno fa finta, ve lo faccio sentire, aspetta. Cioè, cosa credete? Cioè, io queste robe le dico da 20 anni, no? E qualcuno fa finta di dimenticarci. La Padania. Scusami, tu dici un errore giovanile. No, assolutamente, una cosa serissima. Forse c'è qualcuno in regia che ancora non l'ha sentita la mia canzone La Padania. Che ignoranti, dal verbo latino ignoro, ignoras. Questo è un messaggio fortissimo che Sammy Varin ha lanciato un po' di anni fa con featuring di un certo Matteo Salvini. Sul cursore, sul video, riascoltiamo la canzone di Sammy Varin. C'è la pubblicità, vabbè, perché giustamente sono sponsorizzato, sono mica un barbone, uno straccione, un pezzente qualunque. Sammy Varin con la canzone La Padania, che trovate su YouTube, ha un fotio di visualizzazioni. Senti. Buongiorno a tutti i malati, buongiorno a tutti i razzisti e anche a pochi intelligenti. È una terra con tanta nebbia, ma le vele stesse de sicur. Mio il mar e me manca minga, perché chi stu ben come un sciur, che la gente suda e laura, come invece fanno d'alter par. Mangen beven tuc la aroma e a num nanca un tot de pan. La mia patria è la Padania e la veri protegge salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge salva. Da chi al ver fac fa e lui invece al Baul Pasha. Sammy, c'è un tipo col turbante all'entrata che chiede di te. Chi stu ben chi scia cammina e garumpi bal a nessun, e però al gapur d'anda via chi al ben chi e la fa da padron. Pieno post per chi al massa è il roba e i crucifissi sa tu che no. Ma vacca tua a fa sta roba o t'ha sbatto un denter nel po'. La mia patria è la Padania e la veri protegge salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur al bat come un mat.
La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva da chi al ver fa. E lui invece al Paul Pascià. Noi siamo qua perché siamo contro gli immigrati clandestini, punto. Noi non vogliamo i clandestini. La mia patria è la Padania e la veri protegge e salva. Mi la senti come la mia mamma, per lei al cœur, al bat come un mat. La Padania è la mia mamma, mi la veri protegge e salva da chi al ver fa. E lui invece al Paul Pascià. Sotto la mia responsabilità confermo che Sammy Varin è il più grande razzista in tutta l'Italia. Sei veramente un razzista, veramente, sotto la mia responsabilità. Eccola l'idea che abbiamo e che avremo sempre. Matteo Salvini ha portato avanti la nostra idea. Questa è la canzone che ho cantato, ma quanto? 10 anni fa. La Padania, e che trovate facilmente su YouTube. Qualcuno ci vuole cancellare questa idea. E voi cosa fate? Beh, è il caso di alzare la testa, signori, e l'appuntamento per antonomasia sarà proprio quello di Pontida. E beh, chiaro, oltre che questi prossimi weekend di sabato 21, domenica 22, sabato 28, domenica 29 settembre, gazebata della Lega ovunque, ma soprattutto la grande Pontida 2024. Da tutta Italia vi aspettiamo sul Sacro Pratone di Pontida domenica 6 ottobre. Come arrivare? In qualunque modo, certamente. Il modo più semplice è utilizzare i pullman che la sezione di riferimento a voi più vicina della Lega organizzerà, e quindi cercate la Lega su Facebook della vostra città, del vostro paese, gli telefonate o andate a trovarli, gli dite «Uè, parte il pullman dalla vostra sezione?» La risposta sarà sì, se non dal vostro paese, dalla città di fianco. Il 6 di ottobre saremo tutti quanti sul Sacro Pratone di Pontida, in provincia di Bergamo, per ascoltare, pulsare le sensazioni del popolo leghista, e non soltanto leghista, perché poi ci si trova il centrodestra e non soltanto chi è d'accordo con questa politica di dire basta all'immigrazione clandestina, di dire basta con una certa sinistra che semplicemente non vuole rispettare le leggi. Beh, deve assolutamente arrivare a Pontida questo 6 di ottobre. E poi gli esempi sono moltissimi di chi non vuole rispettare le regole e fa finta che siamo noi ad avere i problemi. Sono usciti i dati delle città meno sicure d'Italia e guarda un po', Milano, Roma e Firenze. Anche quest'anno, signore e signori, le città meno sicure d'Italia. Sarà un caso che Milano, Roma e Firenze sono governate dal PD, proprio quelli che dicono che ma no, l'insicurezza è soltanto percepita, e intanto i problemi aumentano sempre di più. Guarda il giorno, Milano è la città meno sicura d'Italia. Ce ne accorgiamo, ve ne accorgete tutti i giorni. Se andate in Toscana, indice della criminalità, tra le prime 10, 3 province toscane, guarda caso le uniche 3 che hanno ancora la guida centro-sinistra. Sapete che la Toscana pian piano sta passando al centro-destra, ma c'è ancora Firenze, Prato e Livorno che sono in mano al centro-sinistra. Guarda caso, sono in classifica. Firenze al numero 3, Prato al numero 7 e Livorno al numero 10 nella classifica delle città più violente, dove devi stare attento a uscire dopo le 6 di sera. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
amo, perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Ben ritrovati cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Tra i prodotti importanti che noi stiamo preparando per l'autunno e l'inverno spicca, 18 anni che noi ce l'abbiamo, ve lo proponiamo, quindi non è una cosa nuova, una cosa importante, sempre molto interessante. Il nostro sciroppo alla bava di lumaca Bronco Free. Parentesi, noi siamo distributori unici del nostro sciroppo per tutta l'Italia. Non cercatelo perché non lo trovate. Quindi parliamo di un prodotto molto importante che all'interno del 20% di bava di lumaca, il principio attivo della bava di lumaca, il timo, la verbena, l'altea, il papavero. E che cosa serve? Per calmare la tosse grassa, la tosse secca e fluidificare il catarro in eccesso. Quando non sono malattie, il catarro, la tosse non sono malattie, sono mali di stagione che però insomma col tempo rompono un po' i maroni. Detto questo, cosa vi devo dire? Noi lo stiamo preparando il Bronco Free. Se lo volete 57 euro 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Come si assume? Prima di coricarsi sarebbe meglio, poi sulla boccettina c'è il misurino. Voi ne prendete un misurino, andate a fare le nanne, la bava di lumaca, i suoi principi attivi, fluidifica il catarro, lo rende molto più morbido e voi, per facilitare l'espettorazione, voi la mattina tossite 3 colpi di tosse e eliminate il catarro in eccesso. Il timo, la verbena, l'altea e il papavero sono coadiuvanti per la tosse, sono erbe importantissime che vi fanno calmare, quindi dormite anche meglio. E chi dorme bene di notte è meno di giorno, avete capito. Quindi attenti, però cosa succede? Non è che io trovo il timo, la verbena, l'altea, il papavero, la bava di lumaca così. Sono prodotti importanti e devono avere dei principi attivi importanti. Se lo volete, chi lo conosce già, chi lo prende ormai da 18 anni, io quest'anno faccio il prezzo dell'anno scorso. 57 euro, 3 flaconi a casa vostra, il trasporto non lo pagate. Chiamate 030 68 40 408. Quindi Bronco Free, la ricetta antica delle Alpi, bava di lumaca e timo verbena, altea, papavero, il resto non ve lo dico perché la concorrenza mi sta ascoltando. 57 euro, siete a posto, tosse grassa, tosse secca, catarro, anche chi fuma tanti, ex fumatori, insomma 030 68 40 408. Dite ascolto Radio Libertà, il trasporto per voi è gratuito. Qui Parlamento. Quindi oggi ci troviamo di fronte a una situazione in cui la scuola è centrale nello sviluppo della comunità, è di supporto alle famiglie, ma soprattutto fa i conti con classi sempre più eterogenee, sempre più poliedriche e ha bisogno che venga supportata in questo lavoro, motivo per cui noi oggi facciamo un plauso a quello che sta facendo il ministro con una visione netta e chiara e determinata rispetto al sostegno, con una scuola che non solo preveda informazione, nozioni, ma soprattutto sostegno. Oggi sono emersi quindi questi bisogni in cui, oltre alle grandi difficoltà, abbiamo grandi opportunità date dalla tecnologia, possibilità di esperire attraverso il rapporto con enti territoriali, attraverso l'alternanza scuola-lavoro, attraverso il rapporto con le aziende, attraverso la sperimentazione dei giovani con il mondo del lavoro. Siamo consapevoli che il diritto dell'apprendimento esige un impegno costante che passa attraverso servizi e iniziative a sostegno delle famiglie nell'acquisto dei libri scolastici, alla partecipazione ai viaggi di istruzione, visite didattiche, accesso con maggiore equità alle opportunità educative. Bisogna investire sulle mense, ma lo stiamo facendo e proprio di questi giorni l'uscita del bando che prevede risorse per i comuni proprio per incrementare e migliorare le strutture delle mense scolastiche, cosa che quindi è già in essere, già tra le priorità di questo governo, ma non nelle priorità, nelle cose che sta facendo questo governo. Quindi utilizzo il termine studio, intendo richiamare una serie di concetti che adesso sono connessi: istruzione, educazione, formazione, edificazione del sapere, per questo capacità critica e affermazione di libertà. Sembra giusto sottolineare che il diritto all'istruzione passa attraverso il sostegno alle famiglie, che finora non ho sentito citare, famiglie che oggi hanno difficoltà
hanno difficoltà economiche, hanno difficoltà anche educative, e tutto questo passa per il ruolo delle donne. Donne che assumono la società oggi, attraverso il loro impegno per contribuire all'economia familiare e alla produttività del paese, un ruolo sempre più centrale, che vanno sostenute. Per questo noi in questa mozione, e mi avvio alla conclusione, chiediamo di proseguire le iniziative poste essere per l'acquisto dei libri, per le istruzioni didattiche, per garantire equità nell'accesso delle opportunità educative, garantire luoghi di confronto e di dialoghi anche attraverso il terzo settore, continuare a promuovere il dialogo intergenerazionale tra gli alunni, assumere iniziative di competenza volte a consolidare il patrimonio dei valori e dei diritti, dei doveri, adottare iniziative volte alle agevolazioni per le spese di istruzione, valorizzare il ruolo degli insegnanti attraverso iniziative per l'aumento di retribuzioni, perché per noi non scole, sed vita, come dicevano i latini. Noi vogliamo che la scuola non sia solo un trasferimento di nozioni, ma che serva per la vita. Grazie. Qui Parlamento. Anche noi li accettiamo, ma accettiamo anche altro, e si vede, insomma, chi ci guarda in radiovisione, su internet o sul canale 252, accettiamo. La canzone è bellissima, chiaramente di Tiziano Ferro, ma bella anche questa interpretazione di Francesca Tessitore, così si chiama, così la dovete cercare sugli store digitali, su YouTube, su Facebook. Francesca Tessitore, canto, pianoforte, violino, liceo musicale, conservatorio con il massimo dei voti. Signori, un artista indipendente che Sammy Varin vi propone all'interno della trasmissione Potere al Popolo. Con i complimenti, certo, a Tiziano Ferro. Non condividiamo alcune scelte personali fatte, ma ad esempio negli ultimi tempi l'ho applaudito per la scelta di aiutare
una certa Gerardina Trovato. Ai più giovani questo nome magari non dice niente, ma una storica cantante che ha fatto pezzi stupendi, che poi è entrata in crisi, è sparita. Adesso vuole ritornare a cantare, vuole tornare sulle scene e Tiziano Ferro l'ha invitata in America perché lui vive lì con i suoi bambini e Gerardina Trovato andrà a trovarlo e soprattutto speriamo ritorni davvero a cantare e a regalarci emozioni. 14:41 con il buon pomeriggio rinnovato, io riapro le linee. Chi ci segue in diretta può chiamare allo 0292947222, commentare con me le notizie del giorno anche tramite WhatsApp, certo 340 67 09 659. In primo piano naturalmente la vicenda di Matteo Salvini, che come dico sempre anche la nostra vicenda, è un nostro pensiero politico e che riguarda anche la nostra vita di tutti i giorni, la sicurezza, dire basta all'immigrazione clandestina, basta a questi scafisti che continuano a fare il bello e cattivo tempo e certo non li vuole fermare nessuno, anzi se qualcuno si prende la briga di fermarli addirittura gli vogliono dare 6 anni di galera. Sammy, non c'è di mezzo solo Salvini, ci siamo di mezzo tutti noi, verso un sistema di leggi e di magistratura tutto contorto, dove l'aggressore vince contro l'aggredito. Vedi tutti Mario Frigerio perché processo dopo processo devono rimborsare l'aggressore. Chi ha orecchie per intendere, naturalmente intenda. Ma sui social c'è anche Silvia Sardone che ci segnala un qualcosa che riguarda l'Europarlamento. Sul cursore e ascoltiamo che cosa dice Silvia Sardone. Scandaloso. Dopo la richiesta di 6 anni di reclusione a Matteo Salvini per aver difeso i confini dell'Italia e combattuto contro l'immigrazione clandestina, oggi il gruppo dei Patrioti, in particolare la Lega, ha chiesto una discussione sul processo a Salvini e in generale sulla questione dell'approccio europeo all'immigrazione, che fosse messo insomma all'ordine del giorno. Abbiamo chiesto di discuterlo. La maggioranza, con la sinistra compatta, ha negato una discussione. Non solo per loro Salvini deve marcire in galera, ma proprio non se ne deve parlare, men che meno al Parlamento europeo. È indecente questo atteggiamento da parte dei PD e 5 Stelle. Per loro non solo è giusto cercare di mandare in carcere un ministro per motivi politici, ma la notizia va censurata e a chi osa protestare o solo commentare non va dato diritto di parola e discussione in aula. Eppure, al di là dello scandaloso processo, Salvini ha portato avanti in questi anni politiche serie e ferme sull'immigrazione, esattamente come stanno proponendo governi di varia provenienza politica, dalla Germania socialista all'Olanda di centrodestra, passando anche per la Svezia. Tutte chiedono di rivedere le politiche migratorie e vogliono portare avanti provvedimenti per dare una stretta e limitare gli arrivi. Solo Salvini però rischia di finire in carcere per aver rispettato il mandato elettorale. Proprio strana sta cosa, eh? Il Parlamento europeo rifiuta di parlare della vicenda Salvini e proprio adesso che un fracco di paesi europei si stanno chiedendo a riccio sul fronte immigrazione e che ci stanno rimandando indietro gli immigrati che non vogliono. Proprio strano questa situazione, proprio nel giorno in cui arriva la nuova Commissione europea, la squadra della von der Leyen, 6 vicepresidenti, c'è anche Fitto ragazzi, ma subito naturalmente il gelo del Partito Democratico, non va bene chiaramente, è come in Rai e non è che puoi entrare così se non hai la tessera del PD e guardano ogni minimo movimento che fai, ogni parola che dici, perché è entrato questo qua e come mai ci ha scritto questa cosa nel suo curriculum, mentre se sei del PD assolutamente puoi dire e fare tutto quello che vuoi. Sì, i 5 Stelle si apprestano a votare no, penso un po' che roba, ma dai, ma non ci posso credere. Insomma, però se lo scrivono i giornaloni e ci devi credere, Sammy Varin, Fitto in Unione Europea, la soddisfazione di Meloni e il gelo delle opposizioni, 5 Stelle verso il no in aula a Bruxelles. Riflessione nel PD. Io farei un bel caminetto e davvero lo facciamo non il gabinetto, il caminetto
Tacciamo di infinite cose. No, certo, sì, va bene, ve la faccio ancora sentire. C'ho richieste musicali, ancora non sono musicali, molto peggio per queste parole. Dai, sul cursore, sentiamo. E vuole parlare ancora, sul cursore, vai. Cioè, nel senso che appunto per esempio a San Vittore il 75% dei detenuti sono stranieri. L'altro discorso è anche proprio il carattere comunque razzista del carcere, nel senso che appunto per esempio a San Vittore il 75% dei detenuti sono stranieri. Salis, io t'amo Salis, ci fai ridere con queste frasi. Di fianco aveva Zero Calcare, chissà se pensavano che cazzo sta dicendo questo. No, sono tutti d'accordo e si ritrovano poi in Ungheria a far chissà che cosa, dici. Non scherzare, Sammy Varin, che questi querelano. Guarda che la Salis è più intelligente di quanto tu possa immaginare, magari non lei, più il papà. Hanno messo giù un programmino di far scoppiare tanti petardi, tante bombette una dopo l'altra, e gli altri del PD, quelli del PD, ogni volta diranno no, la Salis è esagerata. Però è questa cosa che nelle carceri ci sono troppi immigrati, è chiaro, li arrestate per ogni cazzata, liberate gli immigrati, è vero, liberiamo gli stranieri e arrestiamo più italiani. Potrebbe essere un'idea, un claim, non diamogli idee alla Salis che poi subito, insieme a Pontida, stanno arrivando un po' da tutta Italia, certamente le locandine per prenotare il vostro posto in pullman. Chi ci ascolta dalla Toscana, domenica 6 ottobre parte il pullman, più di un pullman dalla Toscana. Informazioni al 327 16 88 002. C'è qualcuno in linea? Pronto? Sono io, Sammy, Maurizio dalla provincia di Milano. Bella. Ciao, buongiorno Sammy, buongiorno. Cerco sempre di fare un sunto dei tanti pensieri che mi girano nella mente. Parto però da un senso logico molto veloce. Un conto è il rispetto delle idee diverse da quelle che abbiamo noi. Un conto è la condivisione, il che è ben diverso. Il rispetto non deve mai mancare. Ma ciò che ferisce questo momento e la differenza ideologica che intercorre tra un gruppo e un altro è che veramente non si vuole accettare il buon senso in questo caso della vita. Non lo si vuole accettare questa situazione qui. Viene giudicata da varie fonti e da varie ideologie. Ecco, il mio pensiero personale è questo: il rispetto delle idee altrui, ma la condivisione è diversa. E poi tante volte si è detto, le persone che fanno tanto i buonisti sono quelli che nel momento in cui, non le auguro che accada, come è accaduto a me nel giro di 14 mesi che mi sono entrati in casa 2 volte, ecco, sono peggio di quelli che sono leghisti, fascisti, buonisti, cattivissimi, puntini. E qua mi fermo. Buona continuazione, Sammy. Grazie. Chi ha orecchie per intendere, naturalmente deve intendere. WhatsApp, segnalazioni, e certo anche questo sta andando fortissimo, pace all'anima sua, però questa cosa che Napolitano nel 1997 bloccò le navi per fermare i clandestini dall'Albania e la sinistra lo mandò al Quirinale. Mentre nel 2019 un certo Matteo Salvini impedisce lo sbarco di immigrati da una nave spagnola e la sinistra lo manda a processo. Difendere i confini non è reato. Napolitano lo ha dimostrato. Questa è un'altra cosa che gira forte su internet. Dovete cercare chiaramente Lega Salvini Premier o gli esponenti della Lega. A Palermo un processo politico, scrive Riccardo Molinari, capogruppo della Lega, in un'intervista ieri al quotidiano La Stampa. Una vendetta del Movimento 5 Stelle e della sinistra per far fuori un avversario. Ne siamo sicuramente convinti, però io dico non solo questo, signori, perché vogliono semplicemente cancellare la nostra idea politica
una idea non soltanto della Lega, non soltanto del centrodestra, perché molta gente, lo vedete dai dati, insomma, le città più importanti, quelle governate ancora dal PD, lì la gente non vive più, ha paura a uscire di casa, gli immigrati sono diventati violenti perché? Perché vedono che tanto non sono puniti, perché vedono che molto spesso non li denunciano più neanche i cittadini. Siamo tutti Salvini, difendiamo i confini. Guarda che questa ci sta e potrei farne un'altra canzone, signori. Siamo tutti Salvini, difendiamo i confini. Sequestrare gli italiani come fece Conte è consentito. Fermare i clandestini no. Mentre mezza Europa cambia linea sui migranti, il leghista Salvini rischia la galera per aver fatto la stessa cosa 5 anni fa. Un processo alla politica. Chi c'è in linea? Pronto? Ciao, buongiorno, sono Gabriele di Perugia. Quella, ciao. Ciao, io chiamo a proposito della famiglia Salis. Sì. Io vorrei fare un rimprovero al padre della Salis che anziché procrearla poteva fare un solitario. Vabbè, questi rimproveri noi non li accettiamo perché quello querela assolutamente sì, è un intenditore di questo campo. Prendiamo le distanze da questi ascoltatori cattivi e vi faccio vedere quest'altra icona. E questo è un sondaggio del sito affaritaliani.it. Chiesti 6 anni di galera per Matteo Salvini. Tu con chi stai? 92% Matteo Salvini, ONG 8%. Chiaramente il Santo Padre non ha votato in questa occasione. Un altro appuntamento da non scordare è targato Lega per il 27 settembre, signori, perché adesso arrivano le elezioni. Pontida serve anche a questo il 6 di ottobre, per fare un casino della miseria, perché vogliono cancellare la Lega e qui ci eravamo già arrivati. Con questo processo Matteo Salvini, e in ottobre si comincerà a saperne di più, vogliono cancellare anche Matteo Salvini. Ma la cosa più grave è che poi ci sono le elezioni in Liguria e in Umbria. È chiaro, si voterà in Toscana, ragazzi miei. Che vogliamo fare? Vogliamo perderle tutti quanti le elezioni? Genova, 27 settembre, venerdì alle 20:30. Marco Bucci, Matteo Salvini, Edoardo Rixi. Marco Bucci, come ben sapete, è il candidato del centrodestra per le elezioni in Liguria. Chi ci segue da Genova, Teatro della Gioventù, via Cesarea 16, 27 settembre, ore 20:30, per farsi vedere e sentire. Ancora segnalazioni, è chiaro, anche questa di Orban ce la faranno pesare, signori, Come ha osato dire Salvini un eroe, patriota punito per aver difeso l'Europa. Mamma mia, ragazzi, il patriota più coraggioso d'Europa, punito per avere fermato l'immigrazione. Chi difende l'Europa viene costantemente penalizzato. Cosa sta succedendo? Matteo Salvini è il nostro eroe, ha dichiarato Viktor Orban dall'Ungheria. Qua mi fermo, ringraziando per il gentile ascolto i nostri ascoltatori, ma soprattutto Andrea, Lorenzo, Francesco, tutti i registi che girano dalla mattina alla sera su queste frequenze. Io torno domani con il Magna Magna delle 12:30. A domani.